San Simone a Codroipo, una festa, una fiera, un mercato con tradizioni antichissime che prende il nome di San Simone. Una fiera che affonda le sue radici nel passato, fin dal XIV secolo, tramandando un valore simbolico ed aggregativo che ha sempre superato la pur importante dimensione emporiale e a cui si deve il grande appeal popolare ancora oggi di questo evento. 2 fine settimana nel capoluogo del Medio Friuli per incontrare gente e scoprire le proposte del luogo, ma anche internazionali. Dopo il grande successo del fine settimana scorso, con un clima quasi estivo, ci aspetta un weekend più fresco da non perdere. Fabio Marchetti, sindaco di Codroipo. Noi avremo degli interventi qualificanti che si chiamano Codroipo incontro l'Europa, con gli amici che provengono dal Belgio, dalla Stiria, dalla Carinzia e pensate un po' anche da Floridia, oltre che dalla vicina Slovenia. Quindi Codroipo incontro l'Europa è anche un pezzetto di Sud Italia, perché gli amici di Floridia direttamente dalla Sicilia con i loro buonissimi prodotti raggiungeranno come ogni anno la fiera di San Simone per esporre e far degustare le loro specialità. San Simone è una festa popolare, lo è sempre stata, ci sono i gruppi musicali che suonano con le loro isole, ci sono le associazioni che fanno nei loro spazi propaganda della loro attività, ma vi sono anche le pro loco che cucinano i cibi locali e quindi riescono a deliziare i diversi palati. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.